Bonf, Alex Bonf, l'agente, segreto per niente, al servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono gli stessi di Go2025. E appunto perché siamo al servizio, oggi vi portiamo alla presentazione dell'Ottobre Rosa nella destra e sinistra Isonzo, programma che ha visto l'ILT e Andos lavorare assieme. Unisciti a noi nel mese della prevenzione per il tumore al seno, con eventi e visite senologiche gratuite grazie all'impegno di medici e volontari. Scopri le eccellenze sanitarie del nostro territorio e come possiamo fare la differenza insieme. Prenota subito la tua visita. Linea alla Sala Dora Bassi in Gorizia. Alcune cose forse dovremmo farle noi come enti locali, però io devo ringraziare tutte le associazioni che si occupano degli argomenti sulla salute, quindi non parlo solamente delle associazioni qui presenti oggi, ma parlo in generale sul territorio, perché Gorizia è una città dove forse siamo molto chiusi e poco disponibili magari a metterci in piazza a parlare di sanità, non siamo così... Prima mi si diceva Monfalcone è molto più attiva, Gorizia è meno attiva, è vero. Però a Gorizia, nel sottofondo, abbiamo le associazioni, abbiamo un volontariato strisciante che dà molto, ma molto a tutta la città, a tutta la cittadinanza, anche oltre nel mio settore del welfare, in particolar modo nel settore della salute. Quindi ringrazio le associazioni, ma ringrazio in particolar modo i medici qui presenti, perché a Gorizia abbiamo un'eccellenza di cui io non parlo perché devono parlare gli addetti ai lavori. Comunque li ringrazio a nome di tutta la cittadinanza dell'ambito pesontino, perché io parlo per l'ambito pesontino essendo presidente appunto dell'ambito. Vi ringrazio veramente, abbiamo parlato più volte anche fuori regione di ciò che state facendo. L'ultima volta che mi sono parlato con Riccardi, ci sono state delle valutazioni sui 12 punti di senologia in Friuli Venezia Giulia. Il nostro è un punto all'avanguardia, appunto, che non verrà raccontato. Questo posso dirlo, perché siete il nostro orgoglio. Questo ci fa molto piacere. Quindi grazie signori e lascio la parola a voi. Grazie Assessore. Rompo io le danze, poi dopo passiamo la parola ai tecnici, come giustamente diceva l'assessore Romano. Intanto come l'ILT Isontina ringraziamo dell'ospitalità l'assessore Romano, a cui rivolgiamo il nostro grazie fin d'ora per tutto quello che farà per questo mese per la LILT, e soprattutto faranno, Silvana, i nostri medici che, come hai detto, sono un'eccellenza della nostra realtà sanitaria. Magari forse ancora non troppo conosciuta, nel senso che si viene dato per scontato che sono bravi, e questo forse ogni tanto bisogna ricordarlo, che abbiamo un'eccellenza. A me io ho anche la fortuna durante questo mese di fare visite senologiche, al di là dell'atto diciamo clinico di per sé, ma quello che noi cerchiamo di sfruttare come l'ILT è il messaggio che deve arrivare alle donne che vengono a visitarsi. E nel completare i discorsi che faccio, dico sì, vi sto raccontando tutte queste cose perché dovete sapere che qua nella nostra realtà ci sono delle eccellenze che nel momento in cui malauguratamente si presenta il problema non occorre andare in giro per il mondo, perché quello che si fa nel mondo come eccellente viene fatto anche a Gorizia. Adesso non lo dico perché ho lavorato con loro e li conosco forse da tanto e so le loro capacità, ma perché i fatti lo dimostrano, perché come tu stesso hai detto, l'assessore Riccardi regionale ha detto il punto senologico di Gorizia, il punto Vambello di Gorizia è uno fra quelli eccellenti di regione, quello non si toccherà. E col giro d'aria che c'è sappiamo benissimo che se poco fosse stati veramente bravi, qua eravamo tutti veramente in una situazione di difficoltà. Quindi in un momento dove la sanità pubblica certamente è sofferente senza che stiamo a tirar fuori le cause del problema,
sapere di poter contare su qualcosa di certo per la nostra cittadinanza, per la nostra realtà, è un fatto molto importante. Certo che poi il terzo settore, e mi pare che c'è una certa attenzione, se non sbaglio proprio oggi leggevo sul Piccolo che ci sarà un'iniziativa proprio per il cosiddetto terzo settore. Sappiamo benissimo che anche noi svolgiamo un ruolo e siamo onorati e consapevoli di far parte di una rete, e ognuno deve fare la sua parte. Dobbiamo fare in modo che i nostri professionisti siano impegnati e siano sul pezzo per quello che devono fare loro sulla clinica. Il resto, la diffusione delle informazioni, eccetera, lo facciamo noi con piacere sul territorio. Ieri pomeriggio ho avuto modo di essere in una palestra perché c'è stato il primo trofeo Richt a Savogna di giovani, venivano anche squadre da fuori provincia, una squadra veniva da Muggia, in una palestra c'erano contemporaneamente 150 ragazzi e non è facile parlare con chi nello stesso momento 150 ragazzi, bisogna andare nelle scuole, ancora oggi non ti fanno entrare con piacere, ma soprattutto parlare ai loro genitori. Ecco, queste sono le occasioni che la LIFT sfrutta per fare promozione. Lo farà per tutto il mese di ottobre, in maniera particolare per quanto riguarda il cancro della mammella, che poi il brand, diciamo, assoluto della LIFT è il fiocco rosa, anche se per oggi si è preso un po' troppo questi fiocchi, vedo troppi fiocchi. Di tutti i colori, ma direi che il fiocco rosa vero è il fiocco quello della rosa e quello della Lega Italiana Rock, dei tumori, che è impegnato su questo argomento certamente non da oggi. Vi dico solo un fatto che secondo me da una parte fa piacere e dall'altra sottolinea le difficoltà che si vivono. Nel giro di mettere fuori l'annuncio che avremmo fatto delle visite senologiche siamo andati a sold out dappertutto, perché purtroppo ci sono le liste di attesa, ci sono i tempi, le persone, però c'è anche una maggiore attenzione, perché se in passato magari il pubblico delle donne che venivano a farsi visitare in questo periodo riguardava donne dai 50 anni in su, oggi vedo che sono tutte donne che vanno forse anche dai 30 in giù, insomma c'è un'attenzione rispetto al problema della prevenzione che senz'altro ci fa piacere, vuol dire che abbiamo tutti seminato bene, perché se questa è la risposta dobbiamo recuperare un periodo di gap legato ai 2 anni di Covid, ma mi pare che ci stiamo mettendo in riga. In un momento in cui lo stesso Presidente nazionale della LIT ci dice che qua adesso bisogna abbassare, no? il momento in cui si interviene per la prevenzione, anticipando mammografie, ripetendole più volte, però ci vogliono le risorse vanno liberate dal mio avviso proprio nel momento in cui noi facendo prevenzione facciamo in modo che la necessità poi di impiegare soldi per la chirurgia, per le medicine, eccetera, siano ridotti proprio perché interveniamo in tempo. Sappiamo benissimo che questo è un tumore, ce lo diranno poi i nostri tecnici, che se aggredito in tempo e quindi appena venuto fuori, mi pare che siamo quasi intorno al 90% di guarigione a 5 anni, insomma stiamo iniziando a traguardare cifre importanti. Quindi la LIFT ha organizzato tutta una serie di eventi, abbiamo già iniziato a Monfalcone la settimana scorsa a fare visite senologiche, come vi dicevo ieri ero a Savogna tutto il giorno, continueremo con le nostre visite senologiche e ringrazio senz'altro fin d'ora i colleghi che faranno il loro lavoro insieme a noi, sottolineando, e lo faccio sempre ma mi piace ripetermi, che la nostra unica collaborazione è con la sanità pubblica, con la SUGI e con i loro professionisti. Sono i nostri interlocutori accreditati, il resto lo lasciamo agli altri perché sappiamo tutti che sul territorio ci sono non decine, centinaia di associazioni che fanno promozione per raccogliere fondi. Noi raccogliamo la disponibilità delle persone a darci una mano per fare prevenzione e siamo a disposizione dei colleghi che lavorano nella struttura pubblica, che sono strutture accreditate. Quindi anche quest'anno ci avvaleremo della loro disponibilità. Saremo in giro anche a fare delle conferenze laddove appunto, contemplando il tutto in un mese, perché poi ottobre è fatto di 30 giorni, proprio l'ora dopo annunceranno una novità secondo me molto interessante, quella delle ecografie, eccetera. Quindi direi che il mese è appena iniziato,
e purtroppo dico, finirà presto perché potrebbe essere, avremo già bisogno di un mese bis, no, per quello che ci viene richiesto. Però siamo, ripeto, orgogliosi di poter fare questo lavoro perché poi le risposte che abbiamo si tramutano in fatti. Grazie. A chi diamo la parola? Adelino. Adelino, Le due associazioni, dottor Adami, le due associazioni di volontariato. Certo, Landos. Cercherò di essere più sintetico del collega Luis. Allora, tre punti. Per noi Andos è importante soprattutto l'assistenza post-operatoria. Noi ci interessiamo soprattutto di donne operate al seno. E un dato fondamentale è che dal registro tumori regionale risulta che ci sono almeno 22.000 donne viventi che hanno vissuto l'esperienza di un tumore al seno. Di queste 22.000 donne, diciamo così, pochi si occupano, perché al momento della dimissione ospedaliera, al momento della fine della terapia, sono pazienti che non hanno più un sostegno. Per cui Andos è orientata storicamente ad assistere queste donne operate, che proprio per il miglioramento della sopravvivenza, con l'andare degli anni saranno sempre di più. Attualmente sono già più di 20.000, ma passando gli anni diventeranno sempre di più. Quindi noi siamo orientati a dare sostegno a queste donne. L'altro punto è quello della prevenzione. Per noi prevenzione vuol dire fondamentalmente aderire allo screening regionale, che sapete già da quest'anno è stato ampliato come fascia di età ed è stato portato non più dai 50 ma dai 45 anni. Quindi per noi è importante dire alle donne, soprattutto dai 45 ai 70 anni, aderite allo screening regionale. Questo è un messaggio fondamentale. Resta poi il discorso di che cosa fare come prevenzione per le donne più giovani, quindi quelle al di sotto dei 45 anni. Per queste, per noi è importante il discorso che sta venendo fuori, molto importante, che il rischio senologico non è uguale per tutte le donne. Il rischio cambia a seconda della incidenza che la malattia ha avuto nella familiarità, per cui anche l'intensità della prevenzione, quindi l'intensità degli esami, degli screening da fare, variano a seconda del rischio. Quindi il messaggio da dare a queste donne giovani è quello di dire: parlate con il vostro medico di medicina generale, fatevi fare un calcolo del vostro rischio, perché se per esempio una donna fa parte di una famiglia in cui c'è stata la mutazione del BRCA1, BRCA2, i fattori di rischio sono molto più elevati e quindi dovrà seguire una strada di prevenzione che richiede addirittura dei controlli molto ma molto più serrati, e questo le donne giovani devono saperlo. Ed ecco perché sta anche cambiando dal nostro punto di vista come associazione Andos il discorso della visita senologica. La visita senologica è stata una cosa molto importante e lo è tuttora, però soprattutto in questi pazienti giovani la visita clinica di per sé può essere falsamente rassicurante, perché con la visita senologica, lo potrà anche testimoniare il nostro chirurgo validissimo, se noi vogliamo andare a cercare delle lesioni piccole, con la palpazione le lesioni piccole non le senti, e quindi noi alla donna dobbiamo dire: sì, vieni a fare la visita, ma più che la visita è un colloquio senologico in cui ti diciamo: valuta il tuo rischio, fai attenzione al tuo seno e fai i controlli che sono collegati alla tua entità di rischio che hai. Ecco per cui noi siamo estremamente contenti della scelta che è stata fatta quest'anno di associare alla visita clinica anche un esame ecografico, che sicuramente è molto ma molto più sensibile di quella che può essere la semplice visita clinica. Ecco, come Andos credo che questi siano i punti fondamentali che quest'anno noi vorremmo sottolineare e per i quali ci impegneremo per tutto il mese. Grazie. Bene, chi continua? Facciamo fare il discorso finale alla dottoressa Della Vedova o adesso? No, io direi
le ipotesi dell'azienda, poi dopo parlano i tecnici. Anna, dai. Dopo parliamo di tecnica. Sì, grazie dell'invito. Ovviamente parlo a nome del nostro direttore generale, dottor Coggiana, e sono veramente così felice per questa opportunità e per il fatto che le nostre associazioni giustamente hanno, secondo me, individuato l'importanza di lavorare con il personale sanitario pubblico, perché è difficile a volte far comprendere ai pazienti che si affidano a noi quale sia il grandissimo bagaglio culturale di expertise che questi colleghi professionisti, assieme ad altri ovviamente, ma che rappresentano le nostre equip sanitarie, hanno. Soprattutto nella patologia del tumore del seno, i numeri e quindi il numero di casi che i professionisti affrontano diventano un valore aggiunto altissimo e mi spiace magari dover snocciolare dei numeri, ma spero che i nostri colleghi lo facciano, di quanti casi hanno visto nel corso degli anni, quanti esami hanno letto per quanto riguarda la parte radiologica, di quante terapie hanno impostato, di quanti interventi hanno fatto e di quanto confronto c'è stato tra di loro, e questo è un valore aggiunto secondo me inestimabile. E per cui, ecco, nonostante tutto questo lavoro, tutta questa attività, c'è ancora una grande energia, una grande disponibilità da parte dei colleghi di mettere a disposizione il loro tempo, e per questo non posso che ringraziarli a livello aziendale, a livello personale. E la ricchezza anche di tutte le attività che vengono fatte e proposte evidenzia questo sforzo che fanno e anche questo amore per la professione che, ripeto, è un plus inestimabile. Per cui lascio la parola ai colleghi e ringrazio nuovamente voi e le associazioni che hanno promosso. Grazie Anna, parola al direttore. Ma io inizierei a dare la parola invece a chi inizia il percorso di diagnosi sempre più precoce e cura, ed è il radiologo che fa da padrone in questo caso. Inizio io sono, buongiorno a tutti, io sono Martina Locatelli, sono radiologa, mi occupo principalmente di senologia a Gorizia e a Monfalcone. Parto con i 3 dati fondamentali che sono il motivo per cui siamo qui oggi. Il tumore al seno è il tumore più frequente che colpisce la popolazione femminile. È la prima causa di morte per tumore nella popolazione femminile. Ed è un tumore che è un tumore che coinvolge un organo e che coinvolge numerose fasi della vita di una donna, per esempio maternità, sessualità, estetica. Il nostro lavoro come radiologi è quello di individuare il tumore finché è ancora il più piccolo possibile, sia a livello clinico, quindi ospedaliero, sia a livello del programma dello screening mammografico che viene organizzato dalla regione, in cui anzi viene coinvolta una squadra di professionisti, di radiologi, che è super specializzata e che deve sottostare a tutta una serie di regole molto stringenti. Per dire, chi fa lo screening mammografico legge, volevi i numeri, legge come minimo 5.500 mammografie all'anno. Noi normalmente siamo al di sopra dei 7.000, delle 7.000 mammografie lette per ogni anno, e questo ovviamente garantisce una qualità di lavoro e una esperienza non indifferenti. E tutto questo perché è stato dimostrato che il tumore al seno, quando è individuato finché è molto piccolo, è molto più curabile sia ai fini della sopravvivenza a lungo termine delle pazienti, sia ai fini della qualità della vita delle pazienti. Altro aspetto fondamentale del nostro lavoro è la collaborazione tra i professionisti, tra gli specialisti che, ognuno con la propria
peculiarità, con la propria competenza, ruotano attorno all'ambito senologico. Quindi ogni settimana il gruppo senologico multidisciplinare dell'Isontino si incontra, ogni nuovo caso di tumore al seno viene discusso, vengono analizzate tutte le caratteristiche di ogni nuovo tumore, e vi assicuro che sono tantissime le caratteristiche che vengono analizzate, in modo tale che il gruppo concorda quello che è il percorso terapeutico più adeguato per ogni paziente. Quest'anno, a conferma ulteriore della collaborazione tra gli specialisti, abbiamo pensato che le visite senologiche che tradizionalmente vengono eseguite nel corso del mese rosa verranno completate automaticamente anche con l'ecografia mammaria, in modo tale da associare la sfera senologica, chirurgica, oncologica con la sfera radiologica. E quindi passo la parola al nostro chirurgo, il dottor Stato. Grazie a tutti, io sono Stato Giuseppe, il chirurgo del gruppo multidisciplinare. Noi tre siamo quelli oggi presenti, forse i più visibili, ma non i più importanti, perché il team multidisciplinare non si compone solamente di un radiologo, di un chirurgo e di un oncologo, ma si compone di altre figure estremamente importanti alla pari, come sono l'anatomopatologo, il radioterapista, lo psicologo, il fisioterapista, insomma tutte figure che fanno parte di questa squadra. Questa squadra fa sì che venga adeguatamente curato il tumore della mammella, prima causa di morte nella popolazione femminile, che in Italia si traduce in 60.000 carcinomi della mammella nuovi ogni anno, che in Friuli Venezia Giulia si trasmette in una cifra di 1.500 casi di tumore della mammella all'anno circa, che a Gorizia si trasmette in una diagnosi, cura e follow up di circa quasi 200 donne all'anno per nuovo tumore. E poi l'oncologa, la dottoressa Pestrini, vi dirà cosa però significa tutto quello che sono le donne degli anni precedenti. Bene. Tutto questo lavoro fa sì che il tumore della mammella oggi a livello europeo abbia una, tra virgolette, guarigione a 5 anni dell'87%, che però in Friuli Venezia Giulia è dell'88% e quasi 89%, e quindi siamo veramente fra la punta di diamante a livello nazionale, e quindi questo fa sì che possiamo guardare al futuro in maniera estremamente positiva, in modo da aumentare ancora più questa percentuale. Questa percentuale si raggiunge anche grazie al fatto che la diagnosi precoce tramite lo screening coinvolge circa il 75% delle donne che vengono chiamate, cioè su 100 lettere che la Regione Friuli Venezia Giulia manda alle donne in quella fascia che hanno diritto allo screening, 75 donne vanno a fare la mammografia di screening, ma c'è ancora una fetta di 25 donne, quindi il 25%, che non lo fa. E noi dobbiamo lavorare su questo 25%, perché se questo 25% lo facciamo diventare il 100%, voi potete immaginare che questo 89% andrà ben più in su. E questo 25% è l'obiettivo quasi di tutto il nostro lavoro qua, perché è questa la fascia, tra virgolette, debole che ci manca. Va bene? Ok. Quindi, per quel che riguarda invece la nostra realtà isontina, la nostra squadra lavora molto bene, tutti siamo estremamente preparati. Perché? Perché ci rendiamo conto che solamente essendo molto preparati riusciamo a offrire un prodotto up to date, cioè a livello dell'aspettativa della donna. Per quel che riguarda la mia parte, la parte chirurgica, una cosa che ci rende abbastanza orgogliosi di questo è che, al di là di tutto, oggi si parla molto di tempi d'attesa. Noi siamo i migliori in regione, perché lo devo dire, per quel che riguarda i tempi d'attesa nell'intervento per tumore della mammella. Cioè, su 100 donne che noi abbiamo da operare,
97 verranno operate entro un mese. E dato che si stressa molto sul concetto di liste d'attesa, rispetto dei tempi d'attesa, anche in questo possiamo dire che siamo in riga con quelle che sono le direttive nazionali, internazionali, quello che volete. Quindi da noi è anche molto attiva, oltre alla parte chirurgica, la parte della chirurgia plastica. Noi abbiamo un equipe che arriva dall'ospedale di Cattinara, il gruppo dei chirurghi plastici di Cattinara, sono tutte donne, e che assicurano e garantiscono alla qualsiasi persona che ha bisogno di una ricostruzione chirurgica della mammella anche assolutamente il servizio di ricostruzione mammaria. Quindi vedete che pur essendo solamente oggi in 3, però il gruppo è molto più grosso ed è assolutamente multidisciplinare, che significa ci aiutiamo fra di noi e alla fine il risultato è quello che vi ho anticipato prima. Io non direi più tanto. Posso? Sì, ma 2 parole bisogna adesso la parola Si mancherebbe. Buongiorno a tutti, sono Marta Questrin, l'oncologa del gruppo, mi occupo quindi della parte della terapia medica, però quello che mi piace sottolineare è che noi siamo un'equipe di medici, di professionisti che è vero operano a Gorizia ma che lavorano su tutto il territorio isontino, quindi Monfalcone e Gorizia, quindi siamo l'equipe medica di tutto questo territorio. Nel corso, e anche per questo siamo contenti di poter collaborare con le 2 associazioni maggiormente presenti sul territorio, ognuna per la propria competenza, ognuna per la propria peculiarità. Come è stato detto anche già dai miei colleghi, la necessità di lavorare in equipe in maniera multidisciplinare è fondamentale per poter garantire su un territorio che geograficamente è molto piccolo una qualità alta del lavoro, che poi si traduce in risultati che sono in linea non soltanto in ambito nazionale ma anche in ambito un po' più alto, anche in ambito internazionale. La gestione del tumore della mammella è evoluta tantissimo nel corso di questo ultimo decennio, tanto che adesso le terapie vengono fatte anche prima della chirurgia, portando quindi a dei tassi di guarigione veramente importanti, soprattutto per nicchie di pazienti con tumore alla mammella molto particolari. Quindi si può parlare di guarigione anche in più del 90% dei casi, in funzione un po' del sottotipo di tumore mammario. Stiamo lavorando, come ha detto già Giuseppe, il dottor Stacul, in associazione ma in connubio con anche la realtà triestina, vedete il chirurgo plastico, vedete la radioterapia, che sono specialità che su Gorizia e Monfalcone non abbiamo, ma non per questo non abbiamo il percorso. In ambito regionale facciamo parte della rete senologica e quindi anche per le donne giovani si stanno impostando i percorsi, proprio come diceva Adelino, di identificare la donna ad alto rischio e quindi personalizzarle il possibile controllo, i possibili follow up. Per cui, e questo mese diventa un attimino la nostra la possibilità che noi come specialisti del settore diamo per quello che possiamo, ma comunque per la nostra competenza, informazione alla popolazione, e questo è il motivo delle serate che faremo e che faremo in collaborazione con entrambe le associazioni. Questo proprio per sottolineare il fatto che è un'equipe che lavora e che non mi piace sentir parlare ospedale di Monfalcone, ospedale di Gorizia. Siamo la stessa famiglia sostanzialmente e forniamo alla stessa popolazione entrambe il miglior percorso possibile come cosa, e il fatto di essere qui tutti insieme vuole essere anche espressione di questo. E nelle varie serate l'importante è appunto dare informazione, sensibilizzare le donne che sono nella fascia dello screening appunto ad aderire allo screening,
le donne che sono al di fuori dello screening e soprattutto le donne giovani a prendere consapevolezza di se stesse. Questo è anche il motivo delle visite senologiche che verranno fatte nel corso di tutto il mese rosa. Se si parla di numeri, io onestamente non lo so quante persone stiamo seguendo, però effettivamente il carico è un carico importante, non soltanto per la gestione delle donne che poi sono in follow-up, quindi donne che hanno avuto diagnosi di tumore al seno e sono guarite e stanno facendo i loro controlli periodici, ma anche le pazienti che hanno una malattia cronica e quindi necessitano di comunque una gestione ed una cura più continuativa, e quindi il team multidisciplinare si amplia, quindi ha una prospettiva più ampia proprio di gestione, quindi abbiamo anche l'equipe delle cure palliative che sono molto presenti qui sul territorio, quindi sono tutte cose che è importante che la popolazione sappia che c'è, sappia che lavoriamo in rete e probabilmente in parte già lo sa, perché vediamo che non c'è molta fuga. Le pazienti e le donne a cui viene diagnosticato un tumore al seno qui nel nostro territorio viene curata e viene gestita, penso di dire in maniera abbastanza tranquilla, in più del 90%-95% qui sul nostro territorio, e si sta lavorando in maniera credo buona, perché c'è anche gente delle altre province che viene a essere seguita qui, quindi stiamo diventando anche un po' l'attrattivo, ma questo non perché uno sia più bravo rispetto ad un altro, ma perché viene fornito quello che è un percorso che è strutturato, e quindi la donna una volta che entra si sente seguita e guidata. Ecco. Grazie dottoressa. Volevo aggiungere solo due cose. Una me l'ha fatta notare la Nicole, dice: ma vi siete seduti, siamo tutti qui senza nastrino rosa. È vero, non abbiamo il nastrino rosa. Esatto. Però io volevo fare un passaggio adesso, Nicole, hai ragione. Però anche volevo dire a proposito del nastrino rosa, io un appunto che ho fatto, diciamo, ai miei superiori della LILT, dico: ma sto nastrino rosa che tutti oramai ne abusano, no? Perché non è che lo usano, proprio lo abusano. Il nastrino rosa e agli altri serve per fare pubblicità, per raccogliere fondi, si può dire così. Allora, diciamo così per non essere polemici. Io credo che il nastrino rosso della LILT oramai è un nastrino che non ha bisogno di essere né presentato né pubblicizzato. Certamente lo diamo perché è bello, credo che ancora oggi in ospedale tutti indossano il nastrino rosa, ma anche andare nei bar piuttosto che nei negozi di abbigliamento hanno il nastrino rosa della LILT, che è quello della LILT. Gli altri nastrini sono fotocopie. Quando chiesi come mai, l'errore fu fatto perché non fu depositato il marchio del nastro rosa. E io credo che ho avanzato un'ipotesi di ragionamento alla LILT regionale, visto che col nuovo statuto della LILT andremo incontro a una regionalizzazione, cioè un'ulteriore autonomia delle sedi delle LILT. Noi siamo già autonomi anche come sede provinciale, abbiamo il nostro budget, il nostro bilancio, eccetera. È chiaro che il riferimento è a livello nazionale e riceviamo tutte le che sono delle direttive, ma immaginare di avere un nastrino rosa o una particolarità proprio del Friuli Venezia Giulia, visto che è una regione dove in campo oncologico c'è eccellenza e abbiamo delle eccellenze in particolare per alcuni settori, potrebbe essere un'idea. Poi chiudo per dirvi: facciamo anche delle attività collaterali. Quest'anno la chiudiamo con una passeggiata, assessore. Per il terzo anno di seguito saremo a San Floriano e sarà una passeggiata transfrontaliera proprio per mandare il messaggio di che useremo, perché ce l'avete concesso, il marchio di Go 2025, perché crediamo nella grande importanza dei sani stili di vita. Per cui andremo la domenica a fare questa passeggiata, che va sempre anche quella sold out, ma proprio per mandare un significato simbolico. Certamente il momento conviviale, ma soprattutto perché noi crediamo che la prevenzione primaria è alla base di tutto. Poi dopo
guai se non ci fosse la secondaria e il lavoro che fanno i colleghi oncologi con la prevenzione terziaria, accompagnando una malattia che diventa anche cronica, ma per la quale oggi si sopravvive rispetto al passato. Grazie. Bene, Grazie. A chi tocca chiudere i lavori? Io direi E mi chiudo io perché devo ringraziare tutti quanti per quanto avete detto, per quanto state facendo, però con una nota d'orgoglio che devo dire, ho guardato i numeri, la dottoressa l'ha già detto, voi fate da trazione, voi siete un'eccellenza, a Gorizia ci sono delle eccellenze, ma voi siete una delle eccellenze per le quali io vi faccio le congratulazioni, vi ringrazio. Io ho 75 anni, di conseguenza ho un percorso di vita e vedo quanta è aumentato l'approvazione, diciamo così, quanto le persone in città e fuori della città e anche fuori della provincia mi parlano del punto dell'oncologia del seno di Gorizia. Quindi grazie veramente per questo. Non dimentichiamocelo, abbiamo delle eccellenze, questa è una delle eccellenze dell'ospedale di Gorizia. Bene, grazie. La domanda lui. Sì, no, mi sembra di aver capito che le visite sono comunque sold out, quindi dal punto di vista comunicativo diventa superfluo indicare. Sì. Alcune le nostre sono soldate, cioè, quelle, cioè, nei nostri quelle sono In che senso? Posso No, dirlo le io? nostre sono ancora aperte. No, però allora sì, questa è una cosa Si specifica. può ancora perché non iscrivere. Allora, io sono Rosa Sì. Benedetti, sono la presidente dell'Ango. Ho lasciato la parola al dottor Adami perché è più bravo di me per parlare e per esprimere scientificamente le cose. Mentre per quanto riguarda le visite senologiche in collaborazione con il gruppo senologico, verranno fatte nei vari distretti, ospedali di Gorizia, Cormons, che iniziamo già oggi, Gradisca e Grado. Mentre a Monfalcone c'è il dottor Luise che per quanto riguarda i distretti e il gruppo senologico più specifico di Gorizia, gli appuntamenti sono ancora aperti e basta telefonare all'Andos 0481 530 132 e ci sono ancora aperti diversi appuntamenti. Naturalmente noi è stato valutato di dare la possibilità alle donne, quelle che sono al di fuori dello screening mammografico. Non è aperto a tutti, è aperto solo fino a 45 anni per poter incontrare le donne più giovani e dargli questa possibilità qua, anche perché i posti sono limitati e non possiamo chiedere agli specialisti di più perché lavorano troppo. E per questo ringrazio veramente l'equipe che siete veramente in gamba. Grazie di tutto anche da parte delle nostre socie e di tutti i cittadini. Grazie.